la famiglia del piccolo Andrea Teso, morto ieri a 3 anni a Cavallino Treporti. Era andato a riposare con la madre ma non si è mai più svegliato. Il dolore dei genitori era sempre sorridente e ci è caduta addosso una valanga. Morto a 14 mesi il figlioletto di Elisa Forte, Ilario Tommasini, noti rugbisti a lungo a Villorba. In sintomi dell'influenza poi la situazione è precipitata, il decesso all'ospedale di Udine. Fiamme ai giardini della Biennale con la bora che ha alimentato il rogo partito dal tetto del padiglione Servi, una densa colonna di fumo visibile da chilometri. Notte di paura a Mortisa di Cortina d'Ampezzo, dove un incendio che si sospetta di natura dolosa ha interessato l'abitazione dell'imprenditore immobiliare Gianluca Gaspari, salvo ma ferito. Gettano palloncini pieni di ghiaccio dal cavalcaferrovie e colpiscono un'auto. Identificati a Cassola 2 ragazzi di 15 e 13 anni. Per il primo è scattata la denuncia, segnalata alla Procura dei minori il secondo. 3 condanne e 3 assoluzioni per la morte sul lavoro di Mattia Battistetti del 2021 a Montebelluna. Non è giustizia, le parole della famiglia del 23enne. La polizia di Vicenza ha arrestato un 31enne appena uscito dal carcere. L'accusa è di rapina aggravata, rilasciato al mattino alla notte e aggredito armato di coltello un 47enne americano. Da Campodassero una storia a lieto fine, i carabinieri recuperano un anello di fidanzamento rubato ad un 18enne che in autobus stava andando a consegnarlo alla fidanzata. 18 marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. A 6 anni di distanza, solenne cerimonia a Vo alla presenza di una delegazione di Codogno, i 2 comuni primi a vivere il lockdown pronti a gemellarsi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque 2 tragedie che hanno visto come vittime dei piccoli, dei bambini di pochi anni. Iniziamo con quanto accaduto a Cavallino Treporti, dove non si dà pace. La famiglia del piccolo Andrea Teso, morto ieri a soli 3 anni, era andato a riposare con la madre e non si è più risvegliato. Il dolore dei genitori, che dicono era sempre sorridente, ci è caduta addosso una valanga. Il bambino aveva l'argento vivo dentro, in pratica. Una cosa che inaspettata proprio. È arrivato in ospedale quando il suo cuore aveva già smesso di battere, nonostante i tentativi disperati di stabilizzarlo nella casa di Treporti, a Cavallino, da parte di medici e infermieri del SUEM 118. Il piccolo Andrea Teso, 3 anni, non ce l'ha fatta. Ora la famiglia non si dà pace. Mai avuto niente in 3 anni e mezzo, poca febbre, un po' di raffreddore. Una cosa, cioè non riesco a... Se stava male, capisco, sta male il ragazzo, va bene. Ma sempre stato bene, sorridente. Andavamo per i centri commerciali, salutava la gente. Era vivacissimo. Andrea era appena uscito dall'influenza che aveva colpito tutta la famiglia, nessun lamento, autonomo, come la mamma Cucchi lo stava crescendo, sapeva esprimersi quando stava male, questa volta nessun cenno. Dopo una notte passata a vegliarlo, perché forse aveva ancora qualche strascico legato all'influenza, Andrea era andato a riposare con la madre nel primo pomeriggio. Al loro risveglio il piccolo non ha più risposto. È stata la nonna a chiamare i soccorsi, giunti in circa 10 minuti, nel mentre il personale del SUEM guidava la signora per il massaggio cardiaco. Date le condizioni apparse subito disperate del piccolo Andrea, si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Treviso. Per un'ora i sanitari hanno cercato di rianimare il piccolo, trasportato poi d'urgenza all'ospedale di Jesolo. Era sempre insieme col nonno, infatti anche mio papà purtroppo ha preso anche lui una bella mazzata. Arrivavo a casa io, me lo prendevo io, prima lo aveva il suo nonno. Sempre sorridente, anche sul lettino morto avevi sorriso, come una valanga che mi ci è arrivata addosso. Cosa impossibile. Andrea lascia una sorellina di 9 anni, sconvolta dalla sua perdita, la mamma di origine thailandese, il papà, i nonni e gli zii. A loro si è stretta tutta la comunità di Cavallino Treporti. È una famiglia del nostro territorio che conosciamo, che è anche molto conosciuta da tanti nostri concittadini, e quindi il dispiacere è tanto. Siamo vicinissimi alla famiglia. Dall'US 4 intanto fanno sapere che sul corpo del piccolo verrà svolta l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato alla morte prematura.
Altra tragedia, questa volta tra Friuli Venezia Giulia e Marca Trevigiana, con il gravissimo lutto che ha colpito Elisa Forte e Ilario Tommasini, noti rugbisti del nord-est. Nonostante le corse all'ospedale di San Daniele prima e Udine poi, per il piccolo Francesco 14 mesi non c'è stato nulla da fare. Sconvolta la comunità di Maiano e tutto il rugby regionale e veneto. Un vuoto incolmabile ha travolto la comunità di Maiano e l'intero mondo del rugby friulano e veneto. La scomparsa di Francesco Tommasini, un bambino di appena 14 mesi che fino a poche ore prima godeva di ottima salute, rappresenta la più grande delle tragedie. È un dramma che colpisce al cuore una coppia di stimati sportivi, Elisa Forte e Ilario Tommasini, entrambi quarantenni che hanno visto volare via all'improvviso la loro gioia più grande. Tutto è iniziato domenica quando Francesco ha manifestato i primi sintomi influenzali. Nulla che potesse lasciar presagire l'imminente catastrofe, sembrava un malessere stagionale. Tuttavia, nella giornata di lunedì la situazione è peggiorata, il bambino ha smesso di mangiare e l'apprensione dei genitori è cresciuta, così in serata la corsa al pronto soccorso di San Daniele. Lì i medici hanno compreso subito la gravità del quadro clinico e attivato le procedure di stabilizzazione prima di disporre il trasferimento all'ospedale di Udine. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, il cuore del piccolo ha cessato di battere intorno all'1 di notte. Al momento si cercano ancora le cause con i medici che non si sono sbilanciati. Cambia poco, dice il papà, riguardo l'esito finale che ha devastato la giovane coppia. La notizia ha suscitato un'ondata di commozione profonda, poiché la famiglia Tommasini è colonna portante del rugby regionale. Proprio sul campo da gioco si erano incontrati Elisa e Ilario. Lui, originario di Vivaro e impiegato a Maniago, è stato un giocatore carismatico, militando nel rugby Udine in Serie A e diventando poi il trascinatore del Pordenone Rugby. Come allenatore ha raggiunto la vetta nazionale conquistando lo scudetto con il Villorba femminile nel 2024. Lei, originaria di Maiano, ha condiviso la stessa gloria sportiva, essendo stata una delle atlete simbolo del Villorba con cui si è laureata campionessa d'Italia nel 2019. Oggi queste due comunità sportive si stringono attorno a una madre e un padre che attendono risposte dagli esami clinici mentre affrontano l'ingiustizia di un destino che ha strappato loro Francesco troppo presto. Fiamme alla Biennale questa mattina con la Bora che ha alimentato il rogo partito dal padiglione Serbia. Una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e il vento di Bora che alimenta le fiamme. Mattinata di paura alla Biennale di Venezia, dove un incendio è divampato sul tetto del padiglione Serbia. Il rogo ha interessato la copertura esterna della struttura senza coinvolgere persone né danneggiare le opere esposte e originato nel corso della ristrutturazione del padiglione stesso, ovvero durante i lavori di coibentazione proprio nel corso della stesura della guaina. Ora è da capirne le ragioni. Non si esclude né un guasto tecnico, ma nemmeno l'errore umano, forse generato da un mozzicone di sigaretta. Le fiamme si sono riaccese più volte nel corso della mattinata, mentre il fumo ha oscurato il cielo sopra Venezia, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. Ora sarà la perizia affidata ai vigili del fuoco a individuarne con esattezza le cause. Vero è che le raffiche di vento della mattinata hanno reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, con i vigili del fuoco impegnati a lungo e supportati anche dai mezzi nautici della polizia locale. E notte di paura a Mortisa di Cortina d'Ampezzo, dove un incendio che si sospetta di natura dolosa ha rischiato di trasformarsi in tragedia, presa di mira l'abitazione dell'imprenditore immobiliare Gianluca Gaspari, rimasto lievemente ferito. È stato svegliato nel cuore della notte da alcuni rumori sospetti, poi l'ha scoperta. Le fiamme stavano già avvolgendo l'ingresso della sua abitazione a Mortisa, località dove si sta lavorando per la costruzione della cabinovia Pollonio Socrepes. A Cortina d'Ampezzo si è sfiorata la tragedia. Qualcuno ha appiccato il fuoco a un mucchio di legna cosparso di benzina posizionato davanti alla porta e alla finestra, di fatto le uniche vie di fuga dell'appartamento, ha riferito al cronista del Corriere delle Alpi il proprietario Gianluca Gaspari, noto immobiliarista
di Cortina. L'imprenditore, rientrato poche ore prima da un viaggio, si è trovato davanti l'incendio già in fase avanzata. Con indosso solo pochi vestiti, è riuscito a uscire di casa e ha tentato di spegnere le fiamme con un badile, evitando che il rogo si propagasse all'interno dell'abitazione ricca di elementi in legno. Attorno alle 2:20 sono stati allertati i pompieri, permanenti e volontari, arrivati con più mezzi. Il loro intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'area in poche ore e di bonificarla. Gaspari è stato trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore con ustioni agli arti. Sulla vicenda indaga il commissariato di Cortina, mentre sono attesi gli esiti degli accertamenti svolti dall'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco. Pare che nei mesi scorsi Gaspari fosse stato obiettivo di atti vandalici mirati e ora è caccia ai responsabili. Esterrefatto e preoccupato il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi. A Cortina non siamo abituati a queste cose qua. Ero già stato avvertito dai Vigili del Fuoco alle 4 di mattina, ancora l'altro ieri mattina, dicendomi che poteva esserci questa ipotesi. Adesso lasciamo che ci siano le indagini, che capiscano e vediamo chi è stato. Sicuramente non è un fatto piacevole per Cortina, siamo vicini alla famiglia, ma insomma adesso io spero che, vista anche un po' le Olimpiadi forse che aveva un po' così allarmato un po', la gente si mette tranquilla, ritorniamo alla nostra normalità. Noi come comune stiamo ripristinando tutto, cercando proprio per dare quella leggerezza di cui Cortina ha bisogno e quindi sono comunque molto dispiaciuto e da un punto di vista anche preoccupato. A Treviso ora 3 condanne e 3 assoluzioni per la morte sul lavoro di Mattia Battistetti. Era l'aprile 2021 a Montebelluna. Questa non è giustizia, le parole della famiglia del 23enne. Oggi avevamo anche la preghiera del Santo Padre perché mi ha scritto anche lui, ma neanche quella è servita. Ti aveva scritto Papa Leone? Sì, mi aveva scritto la settimana scorsa che sta seguendo la nostra vicenda e che oggi in modo particolare avrebbe pregato perché Mattia avesse giustizia. Nessuna condanna si avrebbe portato Mattia a casa nostra a occupare quella sedia che ha lasciato vuota, però così torniamo a casa ancora più tristi. Il vuoto che da quel 29 aprile del 2021 ha inghiottito mamma Monica è diventato una voragine dopo la pronuncia del giudice di Treviso che a metà mattina ha emesso la propria sentenza sul caso di Mattia Battistetti, il 23enne morto sotto un carico di impalcature sganciatosi da una gru mentre stava lavorando in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Dopo una lunga battaglia fatta di perizie, controperizie e testimonianze, la pronuncia che manda assolti con formula piena 3 imputati, Bruno Salvadori, Gian Antonio Bordignon e Andrea Gasparetto, mentre condanna per omicidio colposo gli altri 3, Loris Durante, Marco Rossi e Gabriele Sernagiotto, per loro 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, riconosciuta una provvisionale da 100.000 euro per i genitori, 50 per la sorella, 20 ai nonni. Condanna altresì imputati per l'esclusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Pene troppo miti non solo per i genitori ma anche per il popolo che da anni sostiene la loro battaglia, è presente sia dentro che fuori dall'aula, cerca di ragionare a mente fredda l'avvocato di parte civile che parla di sentenza segmentata. Evidentemente nella catena di produzione dell'evento morte, cioè ha introdotto una cesura tra alcune posizioni e altre. Chiaro che si attendano le motivazioni, ma l'appello sembra scontato. Bisogna accettare fino a un certo punto anche noi quello che decide, insomma. Però certamente ritengo che la dignità e il rispetto per chi non c'è più a 23 anni meritasse qualcosa di più. Continueremo a lottare, giurano Monica e Giuseppe Battistetti, con loro la figlia Anna. Certamente sì, perché questo è stato promesso sulla tomba di mio figlio di 23 anni e questo finché avrò fiato andrà fatto, senza guardare in faccia a nessuno. Non si può sempre accettare tutto così, perché sennò è chiaro che non si va da nessuna parte. Gettano ghiaccio da cavalcaferrovia e colpiscono un'auto. Identificati 2 giovanissimi, è accaduto nel Vicentino a Cassola. Sono giovanissimi, 16 e 13 anni, 2 ragazzini che la notte del 6 febbraio scorso si sono arrampicati sulla massicciata raggiungendo i binari del treno, scavalcando un muro di cinta e dal cavalcaferrovia hanno gettato di sotto, dove passa la nuova bretella di via Asiago, a San Zeno di Cassola, palloncini pieni di ghiaccio. Uno di questi ha colpito in pieno il parabrezza di un'auto al cui volante si trovava un 26enne cassolese che solo per miracolo non è rimasto ferito e la situazione non è degenerata. È stato lui che ha
allertato il 112, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei due, risultati essere residenti in zona. Devono rispondere di getto pericoloso di oggetti in concorso e danneggiamento. Per il 16enne è scattata la denuncia, per il 13enne non imputabile la segnalazione, per entrambi alla Procura dei minori di Venezia. Oltre al gesto recriminabile, da non sottovalutare anche il pericolo corso dagli stessi ragazzini, un fatto che va ad aggiungersi a quelli che vi stiamo raccontando negli ultimi tempi, che riguardano i giovani protagonisti di risse e aggressioni. Ed è proprio il sindaco di Cassola che sottolinea l'importanza di fare squadra per prevenire episodi criminosi con protagonisti adolescenti. Stiamo cercando di intavolare tutta una serie di attività con le associazioni, con le parrocchie, attraverso il progetto Mangrovie, per fare in modo di sottrarli a quello che può essere semplicemente il mondo dei social, alla noia che può portare a determinate bravate che, ripeto, sono molto rischiose. Se noi riusciamo a cogliere nel segno sul piano della prevenzione, a livello di repressione anche questi episodi diminuiscono. Si chiamava Paolo Pagana, aveva 67 anni ed era originario di Chioggia, l'escursionista morto ieri sul Monte Grappa. Era partito di buon mattino con 5 amici per raggiungere il bivacco Murelon, ma a circa 200 metri dalla meta è scivolato su un tratto innevato, precipitando per 250 metri in un canalone. Inutili soccorsi, il personale del SUEM è calato con l'elicottero, ha potuto solo constatarne il decesso. Nel tentativo di aiutarlo, altri 2 componenti del gruppo sono rimasti coinvolti, riportando ferite lievi medicate all'ospedale di Feltre. Pagan, pensionato ed ex motorista navale, era un grande appassionato di sport e montagna, lascia la moglie e un figlio. La polizia ha arrestato un 31enne appena uscito dal carcere, l'accusa è di rapina aggravata. Siamo a Vicenza. È notte quando un 47enne americano viene aggredito in contrappescherie vecchie in pieno centro storico di Vicenza. Gli si avvicina un 31enne senegalese che, con la scusa di chiedergli una sigaretta, si impossessa del suo telefono cellulare dopo una colluttazione. Poi, secondo la ricostruzione, l'aggressore avrebbe estratto un coltello pretendendo, in cambio della restituzione del cellulare, una banconota da 50 euro. I fatti vengono ripresi dalla telecamera di un locale. Alle 2:15 di notte la polizia, allertata, con una volante in via Allende, individua l'uomo che corrisponde all'identikit dell'aggressore. L'immigrato, alla vista degli agenti, tenta di disfarsi di una banconota stropicciata che risulta essere la stessa poco prima rapinata. E vicino a dove viene fermato, la polizia trova un coltello da cucina abbandonato in un'aiuola. Il 31enne senegalese viene quindi portato in questura e durante il trasporto oppone resistenza fisica, scalciando e colpendo gli agenti. Da un controllo emerge poi che l'arrestato era stato appena scarcerato la mattina stessa dopo una condanna per rapina. È stato dunque portato nella casa circondariale di Vicenza con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Restiamo a Vicenza, troppi incidenti in città, l'ultimo questa mattina nei pressi dell'ospedale dove una donna ha riportato gravi conseguenze. È tuttora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Bortolo la donna di 51 anni che è stata investita da un'auto verso le 11:30 nell'attraversare le strisce pedonali di via Fratelli Bandiera mentre si stava recando proprio in ospedale. La prognosi resta riservata dopo il lungo intervento chirurgico a seguito del gravissimo trauma cranico subito. È solo l'ultimo incidente stradale in ordine di tempo in una città dove esistono zone dove la frequenza dei sinistri avviene con inquietante ripetitività, come strada Marosticana, dove i residenti hanno sollecitato più volte interventi al comune per migliorarne la sicurezza. Solo ieri pomeriggio si è registrato uno scontro tra un'auto e un camion al confine con 2 ville. Fortunatamente la donna al volante ha subito un trauma meno impattante, da codice giallo. Mi sono reso conto che c'era l'incidente perché erano tutti fermi. La strada Marosticana sta diventando pericolosa. Dobbiamo rassegnarci? Diciamo, deve cambiare anche la mentalità della gente. Gli assessori qualche volta che fanno la viabilità non sono all'altezza. Purtroppo trovo sempre dei cartellini dove c'è scritto Nicola pedala con noi, un altro nome pedala con noi, quindi si dovrebbe intervenire. Poi certa gente comunque accelera e la sicurezza non diciamo che è proprio a 100%, soprattutto quando vedo i conducenti con i telefonini in mano.
quello è proprio per me una cosa esagerata. Dossi lo so che non si possono, quindi qualche auto Velox con le multe. Auto Velox vedo che anche dove ci sono non servono. Non è neanche la velocità o qualche comportamento particolare sul tipo di guida che uno magari sa condurre, ma è proprio l'imprudenza. C'è sempre di più gente che non ha la minima cognizione di come si guida. Servirebbe più vigilanza, ma da persone, non da, come si può dire, da manichini messi lì così, persone che vedono, che possono anche intervenire e anche magari aiutare a modificare, a fare qualcosa. Inaugurata la nuova sede del distaccamento di polizia stradale di San Donà di Piave, potrà ospitare fino a 10 agenti, taglio del nastro con il presidente Stefani. Evviva. Riuscire ad aprire dei distaccamenti così permette anche una forma di collaborazione importante. Oggi ho voluto essere presente anche per ringraziare la Polizia di Stato e la Polizia Stradale. Credo che di questi tempi un grazie da parte della politica nei confronti di queste straordinarie forze dell'ordine sia dovuto e doveroso. Non ha voluto mancare il presidente del Veneto all'inaugurazione della nuova sede del distaccamento Polizia Stradale di San Donà di Piave in via Giorgione, un piccolo gioiello di ristrutturazione sorto dove prima c'era un convento. Era un convento delle suore di clausura, per cui la struttura è rimasta proprio assolutamente identica, sì, con i corridoi stretti. Le stanze sono tutte stanze, diciamo, da postazione singola, perché comunque costituivano le cellette, ma tutte munite di servizi igienici assolutamente confortevoli, e anche la struttura del corpo di guardia comunque è ben articolata e conforme a quello che era la nostra esigenza. L'urgenza di offrire uno spazio abitativo al personale, sono 10 le stanze da letto, era vitale per un corpo che garantisce quotidianamente la sicurezza dei milioni di utenti che percorrono la A4 Venezia-Trieste, baricentro dei traffici est e ovest tra Italia ed Europa. Tanto personale viene da fuori e quindi avendo la possibilità di avere anche un alloggio, una camera di servizio, è più diciamo intenta a rimanere nel corso del tempo, e quindi la professionalità che noi diamo a questi agenti non viene vanificata, perché tante volte noi li formiamo e poi vengono trasferiti, chi torna alle proprie case, chi va in posti dove magari gli garantiscono anche appunto una situazione alloggiativa confortevole, e quindi le persone si radicano anche sul territorio di San Donà. Oltre al miglioramento sismico di tutta la struttura è stata implementata anche l'efficienza energetica e l'operatività della caserma, che oggi ospita 21 agenti. Un presidio efficiente insieme alla consolidata collaborazione con la concessionaria Autostrade Alto Adriatico, che ha programmato nei prossimi mesi anche l'avvio dei lavori per il completamento della terza corsia nel tratto proprio tra San Donà di Piave e Portogruaro. Quella via, quella strada, assieme alla statale 14, sono le arterie di comunicazione che vanno da Venezia al Friuli, una realtà produttiva e economica di residenti fondamentale. Ricordiamo le spiagge, abbiamo le 5 spiagge litorale Veneto, 24 milioni di presenze turistiche, 230.000 residenti, 15 miliardi di PIL, che è il PIL di una regione come l'Umbria, abbiamo solo un pezzo di provincia di Venezia, quindi capite che garantire la mobilità e la sicurezza di queste arterie è fondamentale. Lo vediamo quando succede qualcosa in autostrada, perché questa zona si blocca completamente. I carabinieri riescono a recuperare l'anello di fidanzamento rubato ad un 18enne che in autobus stava andando a consegnarlo alla fidanzatina, una storia a lieto fine che arriva da Campodarsego. Aveva la forma di un cuoricino, l'anello che un 18enne stava portando alla fidanzatina a Padova. Chiuso nella sua scatolina posta all'interno di una busta, il giovane era salito in autobus alla fermata di Fiumicello di Campodarsego diretto in città. Un attimo di disattenzione mentre obliterava il biglietto era bastato perché un passeggero lo portasse via. Con l'amarezza e la tristezza nel cuore, il giovane si era recato dai carabinieri a sporgere denuncia. Una breve indagine ha permesso di rintracciare il ladro, identificato in un cittadino nordafricano sceso con la vittima alla fermata di Vigo d'Arzere. Lo straniero che è stato denunciato si era rivolto a un compro-oro e lo aveva venduto. Qui i carabinieri hanno recuperato l'anello che è stato restituito al legittimo e incredulo proprietario, che adesso potrà consegnare il suo pegno d'amore alla fidanzata.
E adesso a Venezia per l'allarme lanciato dalla Confcommercio sulla desertificazione dei negozi che dai centri urbani ormai spariscono sempre più, lasciando spazio ai grandi centri commerciali. Sono più le città che hanno i negozi bui di quelle che riescono a rigenerare il tessuto che cambia. Mentre i piccoli centri si svuotano di negozi, fuori dalle città pullulano i grandi centri commerciali ed ecco che in poco più di 10 anni il volto delle città è radicalmente cambiato. Cambiano le abitudini di vita, dunque anche il modo e i tempi di acquisto. Tutto questo è raccontato dalla fotografia scattata dallo studio di Confcommercio Venezia e Rovigo, che ha confrontato i dati degli ultimi 14 anni. Sono 1600 le attività tradizionali perse dal 2012 al 2025. Tutto dipende da una situazione che è continuamente in cambiamento e dall'offerta che nel frattempo è stata decuplicata togliendoci fuori dai centri storici o dalle antiche città tradizionali. Il tutto con una popolazione che invecchia, che non trova più la forza per rigenerare i consumi di prima, ed è evidente che se troppo è l'offerta qualcuno cede. I consumatori cambiano l'approccio agli acquisti, spiega il neodirettore Francesco Antonic, cercano più coerenza con i propri stili di vita, quindi spesso si dirigono online, allo stesso tempo cercano l'ottimizzazione del costo e un'esperienza di acquisto a tutto tondo, compresa l'estetica del luogo in cui si decide di andare a acquistare. Tutti i temi che portano Confcommercio a chiedersi come tornare a riabitare i centri con negozi e servizi, e affinché questo avvenga che intervengano anche i sindaci, perché si facciano promotori dell'apertura di luoghi di socializzazione e aggregazione. Un obiettivo prima di tutto lo cogliamo con i sindaci della provincia, l'ANCI provinciale, Rovigo e Venezia, e poi a suo tempo il nostro regionale lo porterà ai sindaci del Veneto, perché l'obiettivo per essere colto deve seguire proprio l'iter istituzionale. Oggi 18 marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. A 6 anni di distanza, solenne cerimonia, a Vo, alla presenza di una delegazione di cittadini di Codogno. I due comuni primi a vivere il lockdown sono pronti a gemellarsi. Abbiamo ripreso le nostre attività, ma quel ricordo non ci lascerà mai, anche perché è stata una cosa incredibile. C'è anche una delegazione di cittadini di Codogno, paese lombardo della Bassa Lodigiana, a Vo. 18 marzo, giornata in memoria delle vittime del Covid. Per Vo, giornata che porta inevitabilmente a 6 anni fa. Chiusi all'interno della zona rossa i cittadini di Vo, che già piangono la prima vittima del Covid, Adriano Trevisan, e presto piangeranno anche l'amico Renato Turetta. Dolore, incredulità e resilienza, perché nessuno molla e qui inizia la lotta contro il virus, con i cittadini in coda per i tamponi, i test sierologici che saranno fondamentali per studiarlo e arrivare a contrastarlo. Direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, Patrizia Benini, era allora direttore sanitario e non dimentica la drammatica sera di venerdì 21 febbraio 2020. Venne l'allora presidente Zaia, eravamo tutti noi e fu deciso lì di chiudere l'ospedale di Schiavonia e poi dopo Vo, e si fece una mail alle 19:42, rimangono indelebili nella mente di chi poi l'ha fatta, spedita dal direttore sanitario, allora ero io, ma in condivisione con tutti, quindi sono state prese delle decisioni organizzative molto forti che sembravano in quel momento assurde, però col senno di poi sono state decisive. Scienza e forza della comunità, così si uscì da uno dei periodi più difficili della storia recente, con Vo diventato un simbolo. I 6 anni sembrano volati, abbiamo come amministrazione comunale di allora e di oggi necessità di tornare a capire quello che è accaduto, e lo stiamo facendo anche guardando al futuro e intessendo delle relazioni che vanno oltre, proprio in memoria di chi non è più con noi, tra le comunità di Codogno in particolare e della Bassa Lodigiana. I due comuni, Vo e Codogno, sono pronti al gemellaggio. Il 21 febbraio lo ha lanciato come proposta il sindaco della città lombarda. Il sigillo arriverà durante la festa dell'uva di Vo a settembre. Nel frattempo, in questa giornata di memoria, si guarda avanti con l'inaugurazione di nuove aule nella scuola del paese, dove la vita continua a fiorire. La sofferenza però ha creato una speranza, ha dato forza e sicuramente li ha fatti unire. Credo che questo sia un grande messaggio anche oggi che vediamo quello che sta succedendo a livello europeo e internazionale.
E con questo ricordo di quanto accaduto 6 anni fa noi ci fermiamo, si chiude con questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre alla sigla e a seguire alle previsioni del tempo. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.